Y'all ready? Assessore, l'importanza di questo convegno per ribadire il concetto che l'acqua è un bene comune e non bisogna mai sprecarlo. Sì, assolutamente sì, è un bene comune, non va mai sprecato, ma bisogna anche fare tutte quelle azioni per riuscire a gestire la trattenuta dell'acqua nei momenti in cui è presente e l'utilizzo nei momenti in cui purtroppo manca. Quindi serve tutta un'attività rispetto agli accumuli, serve un cambio complessivo e quindi riuscire a convertire completamente i sistemi di distribuzione, serve un sistema di utilizzo in produzione, quindi ad alta efficienza, perché noi non possiamo pensare di aumentare le aree irrigue senza andare a calare drasticamente i consumi. Lei ha sottolineato il fatto che comunque la Regione è operativa sul territorio anche grazie alla squadra composta dagli agricoltori e dai consorzi. Sì, lavoriamo direi molto bene in una trasparenza di obiettivi e in una concordia anche di azioni. È chiaro che anche a livello economico gli investimenti sono ingenti, alcuni sono sostenibili a livello regionale, altri necessitano di fonti di finanziamento più ampie perché magari si parla di alcune decine di milioni e quindi lì dovremo trovare la strada per riuscire a recuperare i fondi nazionali, ma siamo molto bene perché comunque abbiamo consentito le progettazioni. Dall'altro lato però, ripeto, serve quel pragmatismo per cui determinati interventi andranno realizzati per riuscire a garantire una gestione coerente di una risorsa che sappiamo non è infinita e anzi adesso, oltre a non essere in aumento, non direi in diminuzione, ma è sicuramente concentrata in momenti dell'anno e non più presente in maniera continuativa su tutto l'anno. Presidente, quest'oggi a Routars per presentare questi progetti e soprattutto il consorzio di bonifica che lei in questo momento rappresenta, fa un po' da capofila insieme agli altri, quello che conta è che siete operativi per il bene comune. Diciamo che oggi parliamo un po' anche della giornata della bonifica. Ormai da anni, a fine di maggio, facciamo un evento che vuole dimostrare, e soprattutto ai nostri agricoltori, ma anche all'esterno, quello che è l'impegno della nostra associazione. Credo che oggi abbiamo visto un po' nelle progettazioni, nelle slide, l'impegno, il grossissimo impegno da parte della parte progettuale, ma soprattutto io devo dire c'è anche un grosso impegno dalla parte regionale e per noi anche Camera di Commercio per i finanziamenti, perché per realizzare tutto questo ci vogliono i finanziamenti. Però mi preme anche dire che la prevenzione è molto meglio che la cura. In questi casi investire oggi significa non spendere domani nella cura. Questo è il nostro. E in più, in tutto questo passaggio, io ho un obiettivo che si svolge su due fasi. La prima è quella della poter mantenere l'acqua quando c'è e ridistribuirla quando manca. La seconda è l'autosufficienza energetica, perché nel nostro comparto il consumo di energia è molto elevato e con i costi che abbiamo sopportato, soprattutto nello scorso anno, sono veramente impossibili da sopportare. Perciò abbiamo degli impianti di fotovoltaico galleggianti sopra i nostri laghetti che ci daranno questa possibilità. Y'all ready?